Numerose sono state stamani le lamentele che ci sono pervenute in redazione da diversi cittadini circa il fatto che presso l'ufficio postale di Raffadali gli utenti che ritirano le raccomandate non hanno posto alcun timbro postale contenente la data sulla lettera che gli viene consegnata. Pertanto l'utente che riceve un qualsiasi atto o documento non ha la prova certa del giorno in cui ha ritirato la lettera e la raccomandata. L'amministrazione delle poste si difende dicendo che non è tenuta ad apporre alcun timbro. Sono stati chiamati anche le forze dell'ordine per attenzionare e segnalare il caso per una soluzione. Secondo l'avvocato Gianfranco Gueli, che stamani ha segnalato il caso e che si è reso partecipe dell'iniziativa, sulla busta deve essere indicata la data certa della consegna, se no non è possibile fare alcun ricorso. Vogliamo il bollo. Noi potevo parlare fino a poi domani. Non lo metto fare libro, non lo mettono, che significa non lo mettono? Io devo dimostrare alla commissione tributaria che a Camera consegnarsi. Se gliel'ho già detto all'avvocato, c'è un ufficio a Pavare, a Raffadali non c'entra niente, andate a Pavare. A noi l'hanno capitato l'ufficio postale del Raffadali, direttore. Noi vogliamo l'attestazione e non ce ne andiamo. E io le chiamo la caserma di nuovo, mi disse di Chiamate la caserma. Chiamiamo la caserma. Chiamate la caserma al re, che è già venuta. È venuta per dare ragione a noi e dice che me la spiega. È venuta per dire la corbelleria. Ci vuole il bollo. La prova che ci avete consegnato alla commissione. Altrimenti il ricorso non lo possiamo fare. Non sappiamo da quanto... Allora chi deve prendere i numeri? Tutti qua, noi siamo. Voi, finite. Chiamate i carabinieri e vediamo.